Sull'uguaglianza, Presidente Sotto, io mi sono trovato molto bene in alcune parole che ho sentito anche in un convegno di qualche tempo fa. Io vi riconosco un'area democratica e mi piace usare questa parola. E credo che abbiamo stato ricordato l'organizzazione delle classi, da Silo Slatini, credo fosse nel 1970, quando ha parlato di assaggio sulle classi sociali in Italia. Io non sono interessato politicamente a voler rappresentare una classe, quanto un'area culturale. È un modo di stare al mondo, di vivere la propria vita e di cercare di vivere non da solo, ma dentro un progetto anche comunitario. Alcuni anni fa, sempre per tornare alle tecnologie, divenne famoso un libro che si intitolava L'era dell'accesso, dicendo che forse stava venendo il tempo in cui più che la proprietà, il controllo, era importante la disponibilità di una casa, di un'auto, di un computer, di un servizio. E se fosse pure sull'uguaglianza, se ci dicesse qualcosa anche sull'uguaglianza. Intanto abbiamo discusso se l'uguaglianza sia la vada ricercata nelle pari opportunità di accesso. Se l'uguaglianza non fosse essere ricercata appunto nelle pari opportunità di accesso al lavoro, per le pari opportunità di accesso all'istruzione, per la pari opportunità di accesso alla conoscenza, per la pari opportunità di accesso alla mobilità, per la pari opportunità di accesso persino a realizzare la mia impresa. E sembra strano questa cosa, questa pari opportunità di accesso a realizzare la mia impresa, e che invece lo ritengo fondamentalissimo. Se penso che imprese realizzate da under 30 negli ultimi 10 anni, oggi sono tra le prime 5 imprese al mondo. È stata realizzata Google in questo modo, da under 30, tra le prime 3 società del mondo. È stata realizzata Facebook, è stata realizzata Instagram, è stato realizzato Apple anni fa da under 30. In questa economia in recessione, queste prime 5 imprese di internet hanno anche l'anno scorso fatto oltre il 25% di crescita. Rappresentano quantità enormi di posti di lavoro e di lavoro buono, persino molto ben pagati. Ed è nato, e sono tutte nate, non sulla base dei soldi che gli ha messo a disposizione il padre, dal capitale familiare, ma sono tutte nate da istruzione, conoscenza e stare in un sistema che poi investe anche sui capitali di rischio, come il professor Pontazzi sa. E se allora, se si può diventare in pochi anni, se si può arrivare in pochi anni a essere protagonisti di alcune tra le imprese più grandi del mondo, partendo da niente, superare quelle piccole barriere che ancora abbiamo, arrivare finalmente a poter dire che c'è pari opportunità d'accesso persino alla creazione delle imprese di oggi, non certo le imprese di ieri, caratterizzate da fattori di produzione totalmente diversi, a parità d'accesso alle imprese di oggi. Bene, mi sembra un fatto importante. Tutto questo per dire che, pur nella comprensione della difficoltà dell'Italia che vive nella recessione, nel peso del debito, in un'ingiustizia, in una disuguaglianza che cresce, in realtà forse dovremmo avere la forza di guardare al mondo com'è e capire che è il mondo delle opportunità, è il mondo in cui le disuguaglianze stanno diminuendo, è il mondo in cui l'uguaglianza ci può venire dalla pari opportunità d'accesso ed è molto più facile da conquistare che la uguaglianza delle proprietà. E ancora, persino le imprese più importanti del mondo oggi nascono da altri fattori di produzione e abbiamo visto che persino le imprese più importanti di tutto il mondo nascono da una pari opportunità d'accesso alla creazione di imprese e in pochi anni sono balzate in maniera così evidente